Vado ad avvisare la madre badessa. Sei cresciuta? Sì, papà. Ti sei fatta donna? Sono 5 anni che non ti vedo. 6. Per Giove. Hai ragione. Stai bene? Sì. Ti ho portato questo. Non lo apri. L'ho fatto venire da Loreto. Per te. Grazie. Capitano De Leyva, donna Marianna, la madre badessa li sta aspettando. Grazie, sorella. Ci vediamo più tardi. Virginia. Virginia. Che cosa ti hanno detto? Nulla. Ma tu hai parlato? No. Ma perché? Perché? È molto chiusa, brava, diligente. È la migliore delle mie educande. Ha un'intelligenza veramente straordinaria, ma è sempre molto chiusa in se stessa. Ma questo è normale alla sua età. Certo, in coscienza non potrei affermare che non abbia la vocazione per la vita monacale. Ce l'ha, si vede subito. Nessuno può saperlo meglio di me. Sono stata io che l'ho allevata dopo la morte di sua madre. Appunto, per mia sorella Virginia è come una figlia. La conosce benissimo. Ah, comprendo. A loro bastano pochi giorni all'anno per... Non ho sognato altro per mia nipote. Questa pace, la serenità del chiostro. Quello che il Signore a me non ha voluto concedere. Speriamo che la ragazza abbia fatto lo stesso sogno,
Ad ogni modo, non è necessario prendere una decisione subito. Virginia potrà fare il suo noviziato senza di me, purtroppo, e poi decideranno loro, si vedrà. Vogliono portarla a casa per qualche giorno, onde osservarla meglio. Magari, non chiederei di meglio, ma purtroppo siamo di partenza. Devo tornare a Madrid. Se io posso Dimenticavo. permettermi... Questo è per il convento. Non lo so neanche io. Non fai che cambiare idea. Stamattina sembravi decisa. Non li hai visti. Mi abbracciavano come si fa con un moribondo. Per loro non esisto più. Non sono mai esistita. Hai ragione. Con loro non saresti mai felice. La tua famiglia è qui, in convento, con noi. Solo a vederli mi sono sentita gelare. Qui c'è qualcuno che ti vuol bene. Il nostro affetto non basta. Stai attenta, Virginia. Non puoi rifugiarti in convento solo perché hai paura. Qui si entra per passione. Sei ben sicura di te stessa, Virginia? No, non lo so. Non so niente. Lo vedi? Sei ancora in tempo, Virginia. Eccoli, eccoli. Chi sono? 2 compagni. Ah, vedo che ti sei già fatta delle amiche. Tra qualche anno, quando ritornerò, sarai già diventata badessa, ne sono sicuro. È lo spirito che conta, non il grado. Per una Deleiva, amica mia, conta anche e soprattutto il grado. Arrivederci, figliolo. Virginia! Virginia! Virginia, ti auguro di seguirci presto. Così potrai venire al mio matrimonio. Arrivederci, Virginia. Virginia vuole diventare badessa. E così non vedi l'ora di essere a Madrid. Ma no, perché? Per qualche settimana è andata benissimo. Hai sentito, giovanotto? A tua madre non dispiace il nostro palazzo. A me piace molto. Fra qualche anno sarà tuo. È già tuo. A proposito, come hai sistemato la faccenda dell'eredità? Ho fatto stendere la bozza. 1/4 a Virginia e il resto... E i 50.000 scudi di sua madre? Per il convento ne bastano 6.000. Non temere, penso a tutto io. Scusami, sai. Allora, coraggio. Ecco i conti del semestre passato. Contrada mercatoria 350 scudi, contrada gallese 180, contrada... Va bene, lascia qui, poi li guardo con calma. Adesso dobbiamo sistemare qualcosa di più importante. Hai preparato quei 6.000 scudi? Sì, signore. Li porterai al convento per la dote di Virginia. Sì, signore. Possibilmente oggi stesso. D'ora in avanti sarà lei la feudataria di queste terre. E quindi la tua signora. Sì, signore. Hai pochi anni più di lei, ma vi conoscete da sempre. Non le terrai rancore per i dispetti che ti faceva quando era a Baglia da tua madre. No, signore. E sei abbastanza saggio per proteggerla. Ah, Marianna, volevo proprio te. Non ti sembra che 6.000 scudi di dote per Virginia siano troppi? In fondo al convento diamo una Deleiva. Continui a mercanteggiare, eh? Leggi questa piuttosto. Bella, eh? Vogliamo disfarci di lei, rovinarle la vita, condannarla a una prigionia eterna. La perfezione del convento la chiama prigionia. Ah, sono tutte sciocchezze, frasi senza senso, scritte in un momento di malinconia. Non le rispondo nemmeno. Ormai ha già cambiato idea. Non lo so. Ad ogni modo spetta a noi fargliela cambiare. Senti, Marianna, non mi tormentare con queste complicazioni. Occupatene tu, eh? La vai a trovare, le spieghi e la convinci. Dille che sono già partito e che non ho nessuna intenzione di ascoltare Ah, no. Tu non parti finché questa storia non è finita. Il padre sei tu. Questa lettera è stata dettata dal diavolo e il demonio non si può ignorare. Virginia ha bisogno del nostro aiuto.
Forza! Non indietreggiare, per Giove. Ferro in linea. Su. Basta adesso. Smettetela. Hai visto, mamma? Ho visto io. Che ore sono? Ah, il mio Lorenzo. Mi darà delle grandi soddisfazioni questo ragazzo. È un vero De Leiva. Portalo via. Portalo via, t'ho detto. Che giorno è oggi? Donna Marianna, si è chiusa dentro, non risponde. Ma si sente almeno muovere? Sì, qualche volta cammina, ma sono 2 giorni ormai che... È molto orgogliosa. Stai attenta che non faccia qualche E sciocchezza. come se non apre? Le ho lasciato il pranzo davanti alla porta e l'ho ritrovato tale e quale. E va bene, ci penseremo dopo. Mi raccomando, non dire niente a nessuno. Finirà per cedere. Deve. Marianna! Si fa tardi. Signorina, per favore, risponda almeno. Va bene, faccia come le pare, peggio per lei. Voglio salire su quel cavallo. Ma è di Don Albertino. Ti ho detto di farmi salire. Non è un cavallo tranquillo, vadi. Non ho paura. Aiuto. Virginia! Da quanto tempo lo conoscevi? Non l'ho mai visto. Tu mentisci. Non ci si lascia baciare da un uomo la prima volta che lo si vede. Io non volevo. È accaduto così. Cosa hai provato mentre ti baciava? Non lo so. Rispondi. Hai provato piacere? Non lo so. Hai risposto al suo bacio. Non lo so. Non mi ricordo. Devi ricordare. Gli hai risposto? Non lo so.
so, io non me ne importa. Hai agito come una donna da strada. L'hai abbracciato. La serva vi ha visto. Era a pochi passi da voi. Basta, ti prego. Ti sei lasciata tentare dal demonio. No, non è vero. Tu che dovevi essere l'innocenza. Il pudore. Ah, il pudore. Hai offeso anche la memoria di tua madre. No, zia, ti prego, no. Non c'è più possibilità di colloquio tra lui e te. Tu non puoi parlargli e lui non ti vuole ascoltare. Prega. Prova a dire il Pater Noster. Non Prova. posso. Dillo. Pater Noster. Dillo. Pater Noster. Puoi, Dannata. Non puoi. Ripeti. Pater Noster. Pater Noster. Non puoi, Dillo. Dillo. Pater Noster. Pater Noster. Quies in celis. Regnum tuum. Cetur nomen tuum. Fiat voluntas tua. Emitte spiritum tuum et crabuntur, et nobis pacem terre. Oremus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Che cosa chiedi, figliola? Per amore di Dio, per la salvezza dell'anima mia, chiedo di essere ricevuta nell'ordine di San Benedetto, indossare il santo abito ed essere la sposa di nostro Signore Gesù Cristo. Con l'aiuto di Dio, noi ti eleggiamo, benediciamo e consacriamo sposa di nostro Signore Gesù Cristo. Deo grazie. Accipe filia carissima crucem Domine nostri Gesù Christi, quam semper corde tuo retines. Amen. In nomine Patris et di Filii et di Spiritus Sancti. Amen. Te Deum laudamus.
Virginia. Suor Virginia. Suor Virginia. Suor Esmeralda. Suor Virginia. Suor Virginia. Suor Virginia. Suor Angela, i risultati. Suor Antonia, 3 voti. Suor Esmeralda, 5 voti. Suor Virginia, 18 voti. Sorelle, sono felice di poter annunciare che, malgrado la sua giovane età, la nostra amata sorella Virginia è stata, per volontà del Signore, per i suoi meriti e per la nostra stessa umile scelta, designata all'autorità di vicaria. Le consuetudini del nostro convento stabiliscono che la madre vicaria abbia anche la responsabilità dell'educazione e la disciplina delle educande. Virginia, scegli le tue collaboratrici. Suor Benedetta e Suor Ottavia. Matilde! Ottavia. Che è successo? Fa tagliare quel ramo al più presto. Ma quell'albero non è nostro. Non discutere, chiami il giardiniere. Forse lei esagera, sorella. Perché voler tagliare questo povero albero per un piccolo bacio che non lo riguarda? Cerca Matilde. Comunque, guardi, la colpa non è di Matilde, è mia. Ma sono pronto a chiederle scuse. Mi guardi, sorella, o ha paura? I puri di cuore non hanno mai paura. Suor Benedetta, per Matilde Zembrini 3 giorni di cella. Sì, madre vicaria. C'è Molteno che l'attende in parlatorio. Grazie. Siedi. Accomodati. Allora? Ho parlato con l'auditore per la faccenda della pesca di frodo. Ah, sì. Gli ho ricordato che quel tratto del Lambro è di sua proprietà madre e che lei ha diritto di ottenere la sorveglianza da parte... Ma mi ascolta? Eh? Ah, ma sì, certo. Mi dicevi del Lambro. Hai sistemato tutto. Io me lo auguro, ma la zona è vasta ed è difficile da pattugliare. Non so come farei senza di te. Giusto ed esatto come una bilancia. Notizie della zia? Sì. Stamattina le hanno dato l'olio santo. E da Madrid? Niente, purtroppo. Quando torni portami dello spigo dalla campagna. Senz'altro, madre. Gli è andata male? Né bene né male. Con le donne non c'è una via di mezzo, sì o no? Scacco al re. Matilde non è ancora una donna. Scherzi, ha tutte le cose al posto giusto e ben fatte. Già, ma lo spirito? Ho l'impressione che a Osio lo spirito non interessi granché. Comunque, a vederlo direi che ha fatto fiasco.
Ci hai delusi, sai? Speravamo che tu, abituato a conquistare fortezze cittadine... Sentite un po', c'è una suora in quel convento? Ce ne sono parecchie. No, una suora giovane, delicata, con un viso da Madonna. Ma tutte le suore hanno un viso da Madonna, sono in carattere. Con degli occhi meravigliosi. Suora Ottavia. No, lei non è sottile. So chi è. Anch'io. Virginia de Leyva. Certo. Troppo bella. Troppo bella per essere abbandonata all'esclusiva proprietà del paradiso. Ma che dici? Sei matto? Tu vuoi scherzare, Paolo? Perché no? Virginia de Leyva. D'origine spagnola, no? Non è il momento di cercare altri guai. Non ti basta quello che hai fatto a Milano? Perché forse qualcuno è venuto a cercarmi? Li vedete voi gli sbirri? Giusto. E allora? Ma la vita di un uomo... Ah, non c'è nulla che non valga la pena di sacrificare per il nostro piacere. Io ne ho abbastanza dei tuoi pasticci e in questo non voglio essere coinvolto. Andate. Buongiorno, madre vicaria. Buongiorno. Lasciala chiusa. Buongiorno. Madre vicaria, Matilde le manda a dire che le chiede perdono. La prega di farla uscire. Matilde deve fare prima i suoi 3 giorni, poi le perdonerò. Oggi parleremo di Santa Chiara. Nell'anno 1194, grande festa in casa di Madonna Ortolana, perché era nata una bimba che sarebbe stata chiamata Chiara. Non c'è scritto niente. Lo hanno fatto per eccitare la fantasia. Non aver paura. Io non ho fantasia. Buonanotte. Buonanotte.
Sembrerà blasfemo che parli di amicizia, eppure è proprio di questo che io ho bisogno. Ma più caldo, se no rischi di non convincerla. Cominci a ripeterti. Questo l'hai già scritto nella quarta lettera. Mi sono deciso a chiederle aiuto perché soltanto lei può salvarmi. Vi è qualcosa in me che mi trascina inesorabilmente verso il baratro e da solo non potrei salvarmi perché provo come un mortale piacere al pensiero di perdermi. Nelle pieghe della sua sottana. La prego, non lasci cadere nel vuoto queste mie parole. E che c'entra? Non hai capito niente. Scrivi. Ero come un cieco che brancola nel buio e non me ne rendevo conto. Soltanto lei può rischiarare il sentiero che mi ha indicato con la sua bellezza di angelo. Scrive molto bene. E tu ci credi, Shock? Perché? Non potrebbe essere sincero. Perché tutto questo è un cumulo di menzogne e di ipocrisie. Bruciala. Non voglio nemmeno toccarla. La madre vicaria mi prega di dirle che non può venire. Non può. Cos'è, sta male? No, ma non può. Mi dispiace. Spero che non sia niente di grave, vero? No, niente. Sorella, le consegni questo da parte mia e le dica che tornerò domani a trovarla. Mi dispiace. La madre vicaria non accetta mai regali da nessuno. E così si rifiuta di vedermi. Ma no, le assicuro. E magari si illude di potermi trattare come un servo e magari come un criminale, vero? Ma no, non è questo. Domani metterò questo crocifisso in cima alla casa. Questo farò come simbolo. E dirò a tutti che una monaca l'ha rifiutato. La supplico. Pensi allo scandalo. Non mi importa niente dello scandalo. E dica alla sua vicaria che se non vuole vedermi qui in convento, io l'aspetterò in giardino, stanotte, domani notte, tutte le notti, finché non si deciderà lei a venire. Oddio. Persecuzione è una parola grossa, madre vicaria. Dura da più di un mese. È un'ossessione. Disturba la pace del convento e soprattutto la mia. La sua, madre vicaria? Sono io la responsabile delle ragazze e non possiamo uscire senza trovarcelo davanti. Ci ha seguito persino in chiesa. Ma chi è questo giovane? Si chiama Osio. Giampaolo Osio. La pecora nera della famiglia. Bisogna trovare il modo di allontanarlo. Mi sembra che sia una pretesa eccessiva. Perché? Perché quella è la sua casa. Questo giovane ha commesso veramente una colpa grave, qualcosa di tangibile. Vede? Niente di concreto. La cosa migliore è fingere di ignorarlo. Non è facile. Sono troppo sicura di lei e delle sue allieve, madre vicaria, per temere qualcosa. La famiglia Osio è devota, generosa. Anche questo convento ci è stato donato da loro. Qui non si tratta della famiglia, si tratta di lui. Che cosa vuole che possa fare quel giovane contro la cristiana barriera del convento? Stia tranquilla, non accadrà niente. Tra qualche giorno si stancherà e sarà lui ad andarsene. Il giardino che passeggia, come ieri notte, l'altra notte. Chiudi la finestra, subito. Spegni la candela. È un violento pronto a tutto. Bisogna fare qualcosa. Dirgli quel che merita, minacciarlo.
Io non posso, non posso. Vai tu. Io? No. Benedetta, va tu. Digli che se ne vada, che non si faccia più vedere. Finalmente. Lei mi ha fatto dire da Suor Benedetta che se fosse venuta qui se ne sarebbe andato. Ma mi ha perdonato? Sì. No, non mi ha perdonato. Non completamente. Non ho modo né desiderio di provarglielo. Ora mantenga il suo impegno. Quale impegno? Ho creduto alla sua parola. Se ne vada dunque. No, non così. Io ho bisogno della sua amicizia, non della sua indignazione. Un'amicizia che mi compensi almeno in parte dei sentimenti, dei desideri che provo per lei. È l'unico modo. Ma lei non mi ascolta. Lei è irritata, turbata. Ma del resto lo sono anch'io. Meglio così, buon segno. Se ne vada. Non sto facendo niente di male. Mi limito ad ammirare i suoi occhi straordinari. E la sua bocca che non è fatta unicamente per la preghiera. Lei ha violato la casa del Signore, mi ha offesa, perseguitata, dimenticando chi sono, l'abito che porto. Lei è arrivato fino alla minaccia dello scandalo, al ricatto. È da perfidi d'avermi costretta a venire qui per mandarla via. La farò cacciare. In che modo? La denuncerò. Avrebbe dovuto farlo già da un pezzo. Non si avvicini. Ma di che cosa hai paura? Io non ti tocco. Eppure c'era un momento in cui ti sarebbe stato possibile fermarmi. Non è vero. Io ero innocente. Era un'altra quella che volevo. E adesso perché chiedere aiuto contro i propri sentimenti? Vada via. Perché? Cosa fai altrimenti? Gridi? Grida, urla, così sentono tutti, scendono e ti vedono qui con me. Lasciami. Lasciami. No, non ti lascio. Se ti lasciassi non torneresti più. Non dovevi venire. Se sei venuta vuol dire che anche tu. Cavaliere eccellentissimo, Paolo Osio robustissimo, ahimè vi debbo dire che per quanto vi sforziate, che per quanto escogitiate, non potrete mai riuscire questa porta mia ad aprire. Sono vergine pudica, sono vergine pudica. Cavaliere eccellentissimo, Adesso basta, eh? Mi avete annoiato. Fuori. Fuori! Vi devo dire che per quanto vi sfiate... Via! Calma, ce ne andiamo. Abbiamo capito. Non potrete... E tu non vieni? No. Non insistere. Carlo rimane a fare il confessore. Fuori dai piedi! Ti comporti come un bambino vizioso. Finiranno per sospettare qualcosa. Cosa vuoi che me ne importi? Ah, niente, si capisce. I tuoi delitti non ti bastano. Ora vuoi che tutti lo sappiano. E ti chiami un gentiluomo. Sono 3 giorni che non riesco a vederla. Deve essere chiusa in camera. Ma non aprono mai quei diavoli di vetri. Ti meravigli? È più che naturale. Non pretenderai che spalanchino anche le finestre. Paolo,
Non ti rendi conto di quello che hai fatto? Ma sei davvero così incosciente? E quello che lei ha fatto a me? Che cosa vuoi dire? Mio povero Carlo. Non pretenderei mica che mi accontenti di quello che è successo l'altra notte, vero? No, devo rivederla. Devo! Tu sei veramente impazzito. Forse. Ho capito. Prendi il mantello. Su, preparati. E dove mi vuoi portare? A Milano. Subito, questa sera stessa. Ti do 3 giorni di tempo per guarire dalla tua follia. Ti sbagli, amico mio. Ti sbagli? Fammi bene a sentire, Paolo. Fino ad oggi non so quale santo ti abbia protetto, ma ciò non può durare. Questa storia è molto grave. Se hai ancora un po' di buonsenso, mi ascolterai. No. Come vuoi. Ma vada, ne ho abbastanza di farti da complice. O tu vieni immediatamente a Milano, non contare più su di me. Arrivederci, Carlo. Addio. Addio. È stato un piacere averti per amico. Ferma! Senti, fermati un momento. Sali, devo parlare. Ti accompagno. Come ti chiami? Caterina. Sai, noi due siamo quasi amici, sebbene non ci si conosca. Sono parecchie sere che ti vedo passare. Lo so, me ne sono accorta. L'altra volta t'ho visto entrare in farmacia. C'è qualcuno che sta male in convento? Una suora. E sono molti giorni che sta male? Perché le interessa? Non fare la stupida. Da parecchi giorni. Chi è, la vicaria? Come fa a saperlo? Che cos'è? E chi lo sa? Sta sempre chiusa in cella e nessuno può andarla a trovare. Senti, tu devi farmi un favore, eh? Che cosa? No, rispondi prima sì o no. Sì, pare che si stia riprendendo, ma non può ancora vedere nessuno. Dicono che la febbre è scesa, ma che non può mangiare nulla. Potrei parlare con Suor Benedetto o con Suor Ottavia? Ah, impossibile, figliolo. Non si muovono mai dalla sua stanza. Allora le faccia consegnare questo. Io tornerò appena è possibile. Arrivederla, madre. Ho detto alla badessa che stavi meglio, ma che per questa sera preferivi ancora non veder nessuno. Voleva venirti a trovare. Domani scenderò con le altre. Sei sicura di poterlo fare? Certo, non preoccuparti. Grazie. Non so come avrei fatto senza di voi in questi giorni. Buonanotte. 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 E cerca di riposarti. No, non gridare, ti prego. Va via, vattene. Devo parlarti, non aver paura. Non ho paura. Mi fai orrore. Vattene, vattene. Anche adesso continui a mentire. È la verità. Non parlare, amore, non parlare. L'abito che indossi, i voti che hai pronunciato, tutto ti costringe a nasconderti, a mentire. A non essere mai completamente quella che sei.
una donna davanti a un uomo. Va via, t'ho detto. In ogni tua parola c'è un'offesa, un inganno, una violenza premeditata. C'erano, ora non più, ed è questo che volevo dirti. Non c'è più né violenza né odio, Virginia. Non voglio ascoltarti. Quella che tu chiami violenza premeditata, amore, è stato il nostro istante di verità assoluta. Basta, basta. Tu mi hai amato in quell'istante e io ho amato te. No, non è vero, non è vero. Non puoi cancellarlo, né io lo posso. Ti ho odiato. Tu non sai quanto ti ho odiato. Né prima né dopo né mai. Ho qui ancora i segni delle tue unghie, ma tu non hai gridato. Dalle tue labbra sono uscite parole di repulsione, di odio, di rabbia, ma tu non hai gridato. Ti sei dibattuta, ti sei difesa, ma tu non hai mai Ma gridato. non potevo, non potevo. Non potevo. Poi d'improvviso hai pianto. Ma di liberazione, di piacere, di gioia. E non c'è stata più violenza, ma soltanto abbandono. E sulle tue labbra, amore, c'era tutta la dolcezza che per tanti anni era rimasta soffocata dentro di te. No, no. Sì, Virginia, sì. No! Come puoi mentire? Come puoi? Guardami con odio se ti riesce. Paolo, ti scongiuro, va via. Va via, va via. Sì, ma non potrai dimenticarmi. Vado. Ma t'aspetterò. T'aspetterò. Ottavia, avverti le ragazze che stamane faccio lezione. Sì, Matilde lascia il convento. È andata a salutare la badessa. Matilde? Mi spiace, ti abbiamo sempre trattato come una figlia. Oh, madre vicaria, sono contenta di vederla in piedi. Matilde torna a casa, lo sa? Sì. Ha deciso di lasciarci. Non posso certo dire che ti approvo. Non si prende una decisione importante come questa così all'improvviso. Ma non è stato all'improvviso, madre. Ci ho pensato tanto. Allora sei stato un ipocrita. Avresti dovuto confidarti prima. Sono qui per questo io. Comunque, nessuno vuol costringerti a restare contro la tua volontà. Addio, madre. Addio. L'accompagno. Madre, sono contenta di averla rivista. Volevo chiederle perdono. Di che? Di averla addolorata quel giorno in giardino, con quel giovane. Non c'è stato altro dopo quell'incontro. Oh no, niente. E lo hai dimenticato? Certo, vado a sposarmi. Suor Costanza. E così te ne vai. Vieni qua che t'abbraccio. Lei è l'unica che mi abbia abbracciata, Suor Angela. Sì, perché sei stata leale, hai scelto. Hai scelto il mondo, ma il mondo non è male. Il male è non volersi accettare per quello che si è. Le valigie sono giù nella carrozza. Matilde. Dove vuoi andare? È inutile.
inutile che parli, non ti sta a sentire. Virginia, non devi andare via. Ormai ha deciso. Ha deciso quando ha pronunciato i voti, non si può tornare indietro. L'hanno costretta, sono voti che non valgono. Non è mai troppo tardi per veder chiaro in se stessi. Virginia, non si rimedia ad un errore con un altro errore. Virginia, Virginia, è una pazzia, è una pazzia. Oh, Molteno, come va? Buongiorno, mi guarda per favore il ferro di questo cavallo. Maria, il solito bicchiere per Molteno. No, oggi no, ho fretta. Ma che ci vuole per un bicchiere? Perché hai fretta? La madre vicaria non stava bene l'altra volta. E ora è guarita, eh? Vieni, caro, su, vieni. Alla salute del convento! Alla salute. Fermati! Fermati! Fermati, dico! Su, vieni con me. Ma perché? Con chi ce l'ha? Calmati. Non ce l'hanno con te. Si sono sparse delle voci, cattiverie. Sul conto di chi? Vieni. Sei già vestita? Dove vai? Amore, al tramonto dobbiamo essere già lontani. Avrei voluto non svegliarti. Sembravi una bambina mentre dormivi. Paolo. Hai paura? Non lasciarmi sola, ti prego, resta qui. Hai paura? Sì, credo di sì. Non ho mai avuto paura prima d'oggi. Non sapevo che cosa fosse. Oh, Paolo, che ci succederà? Niente. Sciolta dai voti, diverrai libera e sarai una donna come tutte. E ci ameremo alla luce del sole. E credi che sia così semplice cambiare idea da un momento all'altro? Tu non hai cambiato idea. Tu sei entrata in convento perché ti hanno obbligata e questo è un motivo più che valido anche per il tribunale ecclesiastico. Hai ragione, io non volevo. Mi hanno costretta. Sì, mi hanno costretta. I voti non sono validi. Lo dici come se volessi convincere te stessa. No, è che io ho paura, nient'altro. L'idea di ritornare fra la gente mi spaventa. Non so perché. Tu pensi troppo. Devi solo lasciarti guidare da me. Andremo nelle mie tenute sul Po, è un posto incantevole. Sì. Ci andavo spesso da ragazzo, è bello, sai? Vedrai, saremo felici io e te soli. Torna presto. Il tempo di organizzare la partenza e torno.
Che vuoi? Sono stato al convento, ho parlato con Suor Benedetta. Mi hanno denunciata. No, ancora no. Sono riusciti a tenere nascosto tutto. In che modo? Hanno detto che lei è ricaduta ammalata, ma non potranno fingere per molto. Non ce ne sarà più bisogno. Tra un'ora parto, me ne vado per sempre. No, non può farlo. Non deve. Sei impazzito? O stai minacciandomi? O giudicando? No, io no. Chi te ne ha dato il diritto? No, io non la giudico. Non voglio giudicarla. Ma quello che lei ha fatto non... Io so soltanto che lei deve tornare in convento, subito, prima che sia troppo tardi. Deve. Basta, non voglio ascoltarti. Sì, capisco. Lei è combattuta, non è tranquilla. Ma la vita a cui lei adesso vuol rinunciare la sta chiamando ancora. Basta, Molteno! Ti ordino di tacere. Vattene! E continuerà sempre a chiamarla, malgrado quello che lei ha fatto o che farà. Sei un ipocrita, Molteno. Credi che non sappia che cosa si nasconde dietro le tue parole. Credi che abbia dimenticato i tuoi sguardi. Sempre, fin da quando eravamo bambini, in me vedevi crescere la donna. Credevi che non me ne fossi mai accorta? Io l'ho considerata sempre al di sopra di ogni cosa. Bugiardo! A te non interessava la salvezza della mia anima. Tu pensi soltanto alla pace della tua. Non è vero. Questo mio corpo, che non avrebbe potuto essere tuo, lo preferivi umiliato, nascosto dal saio, invisibile a tutti. Non è vero, non è vero. Hai avuto sempre paura di vedermi come sono realmente. Una donna, in carne ed ossa. Perché non vuoi sapermi di un altro? Il diavolo si è impadronito della sua mente, della sua anima. Vattene, va via! Se non si pente subito, fin quando in tempo finirà, che Dio mi perdoni, finirà dannato! Vattene! Sei tu il diavolo! Vattene, vattene! Ti sei lasciata tentare dal demonio. No! No! Dannata! 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 No! Dannata! Pater Noster, qui si in celis. Aprite, aprite! Lasciala stare, lasciala stare! Ah, Molteno, il servo fedele. Aprite! Devi lasciarla in pace! O lasciami in pace. Maledetto! Ti vuoi battere? Sì, ma non qui. Ti concederò l'onore di batterti con me. Perché no? Vieni. Vieni. Ridiamo il pugnale. Prendi la mia spada. Il tuo pugnale mi basterà per difendermi. Perché l'hai ucciso? Perché? Perché? Ero venuto a riprenderti, disposto a tutto, pronto a fare qualsiasi scandalo. Lui mi ha aggredito, mi ha assalito, quel vile. Non è possibile. Se non avessi parato il colpo con il braccio, sarei io al suo posto a quest'ora. No, non ti credo. Devi credermi, Virginia, devi credermi. Fra noi non devono esserci più dubbi. Ma ti
arresteranno, Paolo. Ti condanneranno a morte. No, non mi ha visto nessuno. Caterina ha visto ed è venuta ad avvertirmi. Non ti preoccupare. Era mio amico. Povero Molteno. E adesso? Adesso sei qui, sei tornata. Ora non hai più che me. Sei soltanto mia. Paolo. Non sarà una missione né facile né piacevole, monsignore. Occorrerà tutta la sua diplomazia. Ma al convento non si è saputo nulla? No, e questo è il primo elemento da chiarire. Come abbia potuto svilupparsi una tresca di questo genere senza la complicità, o almeno la cecità volontaria delle altre. Non sarà facile stabilirlo, Eminenza. Forse, ma deve fare tutto il possibile. Lei si rende conto del pericolo? La corruzione dilaga facilmente nei luoghi di clausura, proprio perché sono di clausura. Sì, però sono baluardi necessari. Sì, purché funzionino veramente da baluardi. Spesso purtroppo si cerca di fare santi quelli che non ne hanno la minima voglia. Oh, Eminenza, vuole darmi istruzioni per la mia inchiesta? Sì, parli subito col parroco. È lui che ha raccolto le prime voci. Ufficialmente lei va in convento per assistere alla elezione della nuova badessa. Non le sarà difficile indagare con discrezione. E il nome della monaca? La mia vita è diventata assurda. Sono legata a una donna in eterna contraddizione e al muro di un convento grigio. Vorresti che non tornassi più da te? Lo vedi? Pensi ancora di potermi lasciare? No. Ormai credo non più. Sì, ma te ne rammarichi. Per te sarò sempre l'uomo che ti ha preso con la forza e ti costringe a tornare tuo malgrado. Ogni volta che ti saluto ho l'impressione che sia l'ultima. Presto sarò più libera. Probabilmente sarò eletta badessa e non avrò controlli. No, non è questo, è che non mi appartieni mai interamente. Non c'è altra soluzione possibile per me. Sì, lo so. Adesso non dovrai più attraversare la piazza né scavalcare il muro. Buonanotte. Che stai facendo qui? Vado a prendere un po' di legna. Bugiarda. Bugiarda. Non è vero. Mi stavi spiando. Sì, sì, ho sempre visto tutto. E sono rimasta qui apposta perché lei lo sapesse. Stupida. Non ti ci provare mai più. Starai chiusa qui dentro 3 giorni. O Serafina del Carmelo, o Gran Maestra di perfezione, gloriosa Santa Teresa, voi che col divino aiuto scampata felicemente dal fatale pericolo in cui eravate di perdere... Ma Caterina dov'è? È in punizione. L'ho fatta rinchiudere nella legnaia. Capisco. Prima di domattina la faccia uscire. Ma mi ha offesa. Continuerà la punizione dopo. Domattina per l'arrivo di Monsignor Barca voglio che tutto sia pulito, in ordine. Tutte quante, sorelle, in occasione delle elezioni per la nuova madre badessa, dobbiamo preparare l'animo alla scelta della migliore tra noi. Per me sono stanca della responsabilità avuta sinora, anche se ne ho tratto sempre soddisfazione e cristiana gioia. In nomine Patris e Filii e Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae e concepit de Spiritus Sancti. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris.
Madre vicaria, ho portato il pranzo a Caterina. E allora? Ha perso la testa, dice cose tremende. Cioè? Che la denuncerà Monsignor Barca domani, che niente le impedirà di parlare. Va bene. Tu e Benedetta fate in modo che nessuno le si avvicini. Ci penserò io. Niente, io non voglio niente. Stupida. Il denaro fa sempre comodo, no? E poi se non ti interessa il compenso, perché ti comporti così? È inutile. Questa volta non mi inganni più. Lo dirò a tutti qui chi è la madre vicaria. Io non t'ho mai ingannata. Ah, sì che l'hai fatto. Le parole dolci, le confidenze. Già, io ero la stupida da ingannare. La serva da farci qualunque cosa e poi buttarla via. Sta zitta, non dire stupidaggini. Stupidaggini. Ma questa è la verità. Dirò che di giorno la madre vicaria sta in convento, ma di notte... Sta attenta. Bada come parli. Bada a te. Non mi fate paura, nemmeno tu con quella tua faccia doppia. Non ne posso più. La vicaria dovrà pagarmi tutto questo veleno che mi ha fatto inghiottire. È peggio di una sgualdrina. No! Voglio parlare. Voglio liberarmi l'anima da questo peso e da questa sporcizia. Monsignor Barca. Buongiorno, Monsignore. Buongiorno, madre. L'aspettavamo ieri sera. Già, sono arrivati un po' tardi e allora non ho voluto disturbare. Mi ha ospitato il parroco. Ma non vuole accomodarsi? No, grazie. Io ho poco tempo disponibile e preferirei... Ah, bene. Allora possiamo procedere senz'altro con le lezioni. Prego, Monsignore, prego. Grazie. Lei crede, madre, che le suore siano già d'accordo sul nome da scegliere? Penso di sì. Potrebbero riconfermare lei, no? Credo di aver sempre fatto il mio dovere. Io non so altro. E se non lei, chi? Forse Suor Virginia. Ha classe sociale e titoli sufficienti. E malgrado ciò è riuscita a farsi ben volere. Sì, sì. Da tutti. Capisco. Avete un magnifico giardino qui, pieno d'ombra, di pace. E là di fronte chi ci abita? Un giovane gentiluomo, Giampaolo Osio. Un tempo la famiglia era proprietaria anche del convento. Ah, sì, infatti mi sembrava. E quello è il muro che divide i due giardini. Sì. Bene. Ecco, qui si svolgono le lezioni. Prego, Monsignore. No, veramente non vorrei disturbare. Allora chiamerò una sorella per accompagnarla. Suor Ottavia, lei ha già votato? Sì, madre badessa. Ecco, Monsignore. Suor Ottavia le farà da guida. Lei, Suor Ottavia, è una delle assistenti della madre vicaria, mi pare. Sì, Monsignore. Brava. Monsignore vuole iniziare dalle educande? Sì. Suor Angela. Suor Angela. Suor Angela. Suor Virginia. Suor Virginia. Suor Angela. Suor Angela. Secondo te, chi è l'insegnante migliore? Suor Benedetta. Ah, e allora vuol dire che Suor Benedetta è la più indulgente. E la più severa? Suor Virginia. Ah, la vicaria. Però, vedete, spesse volte l'insegnante migliore è proprio la più severa. Domani celebrerò la messa nella vostra chiesa
E vi sarò per tempo per la confessione. Monsignore, le presento la nuova madre badessa. Ah, mi congratulo con lei, sorella. L'hanno eletta le sue compagne e sono certo che hanno scelto bene. Suor Virginia, la madre vicaria. Ho assistito donna Marianna, sua zia, e l'ultimo pensiero è stato per lei. Col suo permesso, vado in chiesa a ringraziare il Signore. Prego. Le converse sono riunite per riverirla, Monsignore. Andiamo. Vuole presentarmene? Geltrude, Gaspara, Maria, Teresa, Giovanna, Francesca, Antonietta, Carmela, Chiara e Anna. E non ve ne sono altre, madre? Sì, Caterina. Vada subito a chiamarla, sorella. È ancora chiusa in legnaia per punizione. Ma avevo dato ordine a Suor Virginia di farla uscire. Questo è molto grave. La disciplina è una delle regole fondamentali. Vorrei scambiare qualche parola con questa ragazza. Spero che la vicaria non avrà niente in contrario. Vado subito a prendere le chiavi della Non madre. occorre, ne ho una io. E allora vuole accompagnarmi, madre? Certo, Monsignore. Prego, da questa parte. Come ha fatto? Bisogna subito farla cercare. Ma forse è ritornata dai suoi a Meda. Ad ogni modo non può essere lontana. Ma... La faccia cercare, è urgente. Sì, monsignore. Subito, subito, monsignore. Sarà bene che tu parta subito. Ti assicuro, è meglio così. Domani puoi essere a Milano. Senza di te. Non ci penso nemmeno. È più prudente. Io ti raggiungerò appena possibile. Che significa più prudente? Sei in pericolo. E ti pare che io... Ma no, non c'è nessun pericolo. Per ora si tratta soltanto di sospetti. Ma se rimani qui, se a quel monsignore o a qualcun altro venisse in mente di interrogarti... Ma se non hanno nessuna prova. L'hai detto tu stessa. Li caccerò fuori di casa a calci. Ecco, appunto, è proprio quello che temo. Sì, perché conosco il tuo carattere. Saresti proprio tu a dargliene le prove. Virginia, guardami negli occhi. Ho l'impressione che tu mi nasconda qualcosa. Ma non dire sciocchezze. Ti prego, fa come ti ho detto. Io sarò più tranquilla. Va bene. Ma se fra 15 giorni tu non mi avrai raggiunto... Paolo.
Ti prometto che ti raggiungerò. Siamo 2 inviati del vicario. Ci conduca dalla madre badessa. Subito. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Regina secretissimi Rosari, ora pro nobis, nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Madre vicaria, la badessa le chiede di recarsi nel suo studio. Virginia. Di cosa hai paura? Nessuno può farmi niente. Avanti. Mi ha fatto chiamare. Sì. Deve prepararsi a partire. Quando? Immediatamente. Per ordine del cardinale Borromeo. E a cosa è dovuto tutto questo? Non sono io che posso risponderle. Sarà accompagnata al monastero delle Benedettine a Milano. Vada a prepararsi. Vi ricordo che sono ancora la feudataria di Monza e che ho dei privilegi. Davanti alla legge della Chiesa non esistono privilegi. Vada a prepararsi. Entri. Dica pure. È un padre angosciato che le parla. Questa sventura mi ha colto all'improvviso. Lei non aveva nessun sospetto, vero? Io? Non sono più stato a Monza da quando quella sciagurata ha preso il velo. E non le ha neanche mai scritto, a quanto so. No, io ero molto occupato a Madrid. Eminenza, io non sono venuto per implorare il suo perdono per mia figlia, ma per scongiurarla di soffocare lo scandalo, di condurre un'inquisizione segreta. Pensavo fosse venuto per sottopormi qualche elemento in favore di sua figlia. Sa chi lo ha fatto invece? Il complice, Paolo Osio. Ho qua 2 sue lettere. Quest'uomo non ha esitato a mentire, affermando di essere lui il solo colpevole. Lui è quella sciagurata. Io penso invece che il primo responsabile di tutto sia proprio lei, cavaliere. Io? Ma Virginia è sempre stata ambigua, falsamente sottomessa, perversa. Forse. Ma chi l'ha resa tale? Chi ha fatto violenza alla sua anima per avidità, per fanatismo? Come uomo io ho pietà per sua figlia, anche se come sacerdote sono obbligato a punirla. Io la supplico ancora di soffocare lo scandalo per l'onore del mio nome. La famiglia de Leyva non Troppo può tardi, essere... cavaliere. Il suo nome è già macchiato per sempre. Che Dio mi conceda la grazia di farla morire subito, quella disgraziata. È una preghiera blasfema, Dio non può ascoltarla. Esca da questa stanza! E si ricordi che tutta la verità verrà alla luce. La Chiesa andrà fino in fondo.
Grazie, Carlo, sei un amico. Lo sarei di più se ti avessi impedito di arrivare a questo punto. Carlo, sono venuto qui a chiederti ospitalità, non prediche morali. D'accordo. Allora cerca di ripartire al più presto possibile. Ma è pericoloso ospitare un condannato a morte. Va bene. Me ne andrò non appena avrò parlato col cardinale. Gli sbirri del governatore te lo impediranno. Non riuscirai nemmeno a farti ricevere. Questo dipende solo da te. Da me? Cosa vuoi dire? Chiedi un'udienza al cardinale a tuo nome. Egli non conosce nemmeno te di persona. Ah, no. Non ho nessuna intenzione di compromettermi in questo modo. Non ti preoccupare, basterà che tu mi autorizzi a scrivere una lettera con la tua firma. Fa come vuoi. Virginia de Leyva, confessi di aver intrecciato e mantenuto una relazione peccaminosa e sacrilega? Sì. Virginia de Leyva, confessi di essere stata al corrente dell'assassinio del tuo amministratore Molteno? Sì. Virginia de Leyva, confessi la tua responsabilità e connivenza nell'uccisione della conversa Caterina Meta? Sì. Sei pronta a firmare la piena confessione di tutti i tuoi atti criminosi? Sì. E ora racconta come si sono svolti i fatti. Ma se questi sono i fatti, quali sono i sentimenti? Tu affermi che il tuo amante ti incitava ad abbandonare la veste religiosa, a ottenere lo scioglimento dei voti. È così. Perché allora hai preferito prolungare la tresca? Perché? Non potevo abbandonare il convento. Non potevo. Avevi paura dello scandalo? No, non solo. C'era una forza che mi teneva. Non ti rendi conto che così aumentavi la gravità della tua colpa? Me ne rendo conto. Come riuscivi a vivere così divisa? Non ti tormentavi? I primi tempi sì. Mi tormentavo. Avrei voluto morire. E dopo? Dopo non sentivo più nulla. Non hai nemmeno l'attenuante di un sentimento umano. Amavi quell'uomo? Sì. Lo amavi? È stato condannato a morte. Lo sai? Rispondi. Rispondi! Non lo so. Ora che sono qui e mi è concesso di parlarle, Eminenza, io le devo confessare... Lei è Paolo Osio, lo so. Carlo mi ha tradito. Meglio così. Adesso non c'è più niente dietro di me. C'è soltanto lei, Virginia. Suor Virginia. Suor Virginia, è vero. Grazie per avermelo ricordato. Malgrado tutto, è sempre rimasta una monaca, in ogni momento. Disgraziatamente lei se n'è ricordato solamente adesso. Disgraziatamente non sono mai riuscito a dimenticarmene. È stata lei stessa a non farmelo dimenticare. Non è una buona giustificazione, figliolo. Mi dispiace. L'amore è il sentimento più bello, più forte che il Signore abbia concesso agli uomini.
Ma l'amore è giusto, quello che non cerca di rubare nulla a nessuno, quello retto, per cui non occorre nascondersi o mentire o uccidere. Eminenza, non sono qui per implorare pietà, almeno per me. Mi conosco benissimo e so di non avere alcuna possibilità di salvezza. Vi è sempre una possibilità di salvezza. Basta saperla vedere. Basta pentirsi profondamente, sinceramente. Non riuscirò a pentirmi. E confesso che in tutta la mia vita non vi è mai stato nulla di più bello. Con tutti i pericoli, malgrado tutti i delitti che sono stato costretto a commettere. Ma non volevo parlarle di me, ma di lei, Virginia. Eminenza, la responsabilità di ciò che è accaduto è mia, soltanto mia. Io le ho fatto violenza. Io l'ho costretta a tornare, io l'ho... Suor Virginia aveva la possibilità di scegliere ed ha scelto. Adesso non le resta che espiare. Ma se anche ha peccato, le giuro, Eminenza, nel peccato stesso ha trovato la sua punizione. Non ha mai avuto un attimo di pace, un minuto di felicità. Ma non ha mai trovato la forza di allontanarsi da lei. E neppure dal convento. E questa è la sua condanna peggiore. Peggiore di tutte quelle che il tribunale ecclesiastico potrebbe trovare per lei. Eminenza, non si può, non si deve punire una donna che nel peccato ha trovato soltanto il dolore. Figliolo, se anche volessi non potrei fare più niente per Suor Virginia. Oramai il processo inquisitoriale è in corso. Ma sono certo che lei non vuole essere assolta, perché dentro di noi vi è un tribunale molto più severo, molto più giusto di qualunque altro, civile o ecclesiastico. Suor Virginia si è già condannata da sola e l'espiazione è l'unico modo per poterle ridare una serenità interiore. Siamo troppo lontani per capirci, Eminenza. Troverò io il mezzo per salvare Virginia a modo mio. Sul tuo capo vi è una taglia, Paolo Osio. Appena uscirai di qui non avrai più diritto d'asilo. Gli uomini oramai ti hanno giudicato. Io posso soltanto pregare per te e tu confidare nella misericordia di Dio, che è infinita. E perciò condanniamo Suor Virginia de Leyva alla pena, rispettivamente alla penitenza, della perpetua prigionia nel monastero di Santa Valeria in Milano. Vale a dire che nel detto monastero
venga rinchiusa entro un piccolo carcere, la cui porta si abbia a serrare mediante muro formato di calce e sassi. Quivi dimorerà finché avrà vita. Così chiusa e murata, di giorno come di notte, sino al suo trapasso. Al di là del tempo e della cattiva sorte, abbattuto il muro del silenzio, dalle pagine degli atti segreti dell'Inquisizione, la storia di una donna sepolta viva che peccò atrocemente contro Dio. Occhi pieni di terrore e disperazione, mani capaci di uccidere, anima distrutta dal demonio, corpo devastato dalla passione, esce dall'ombra della leggenda la figura innominabile di colei che fu la monaca di Monza. L'avidità e l'egoismo della famiglia mi rinchiusero in un convento costringendomi a prendere i voti. Né lacrime né pianti suscitarono pietà per me, che non ebbi più pietà per nessuno. Ma fu l'amore di un uomo che mi travolse e mi condusse al peccato. Confesso, io sono colpevole. Colpevole? Colpevole d'avermi amato? Non vi fu colpa, ma solo amore. Amore insopprimibile. Amore invincibile, più forte della malvagità altrui e del peccato nostro. Dal libro segreto del più grande scandalo di tutti i tempi escono le parole che condannarono la donna che per troppo amore seppe odiare e peccare. Dichiarata rea di gravi e atroci delitti, appare colpevole per ogni titolo punibile. La condanniamo alla pena della penitenza di perpetua prigionia nel monastero di Santa Valeria in Milano, acciocché venga rinchiusa fra le mura, sicché vi sia serrata dentro fra calce e sassi e vi dimori finché avrà vita, chiusa di giorno e di notte fino al suo trapasso a punizione dei suoi peccati e dei predetti espressi delitti e misfatti. Chi fu veramente colei che lo scandalo bollò nella storia segreta dell'Inquisizione, chiamandola soltanto la monaca di Monza? Colpevole? Innocente? Vittima? Assassina? Peccatrice? Calunniata? Chi fu? Che fece? Che delitti commise o fece commettere? Oggi sarebbe stata assolta? O anche voi l'avreste condannata? La monaca di Monza. Una tragedia terribile che oggi viene rivelata in tutti i suoi più terribili particolari. Un film basato su documenti dell'epoca.